Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro telegiornale, ma cominciamo dai titoli. Ha ucciso lo zio a colpi d'arma da fuoco, poi si è costituito ai carabinieri, accaduto nel pomeriggio a Paterno Calabro, nel Cosentino. I rapporti tra i due erano tesi da tempo. Blitz dei finanzieri nel comune di Belvedere, perquisite anche le abitazioni del sindaco e di altri amministratori. L'inchiesta è della Procura di Paola, l'ipotesi di reato è corruzione. Magistrati a confronto sul tema della corruzione all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Gratteri sulla vicenda giudiziaria di Oliverio ha detto: la storia spiegherà tanti passaggi delle nostre inchieste. Visita a sorpresa stamattina dei carabinieri del NAS dell'ospedale Iazzolino di Vibo, ispezionati tutti i reparti del nosocomio. Inchiesta sui depuratori. La Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza ha disposto controlli su 94 impianti, riscontrate numerose irregolarità, 30 denunce. Il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio sul gradimento dei presidenti delle regioni. Oliverio in flessione, occupa l'11° posto. La Calabria del vino al Vinitaly di Verona, presenti 73 produttori, il mercato è in continua espansione. Embalo decide il derby in favore del Cosenza sul finire della gara, annullata per fuorigioco una rete al Crotone. In Serie C sconfitte per Catanzaro, Reggina e Vibonese. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la cronaca: pomeriggio di sangue nel Cosentino, a Paterno Calabro, dove ha ucciso lo zio, un giovane di 35 anni, poi si è costituito ai carabinieri. È accaduto nel pomeriggio. Pare che all'origine della lite, al culmine della quale l'uomo è stato ucciso, c'erano tensioni che andavano avanti da tempo. Vediamo. Lo ha ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi si è costituito ai carabinieri. Pomeriggio di sangue a Paterno Calabro, dove un 54enne, Angelo Presta, è stato assassinato dal nipote Salvatore Presta, 35 anni, che subito dopo si è consegnato ai militari dell'Arma. È accaduto in una zona di campagna, in località Pugliano. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il giovane ha utilizzato una pistola per colpire l'uomo, che è morto sul colpo. L'omicida si trova in stato di fermo nella stazione dei carabinieri di Pignano, sottoposto ad interrogatorio dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, tra lo zio e il nipote i rapporti erano tesi da tempo. Sono in corso indagini. Ancora cronaca: perquisizioni dei carabinieri nel comune di Belvedere Marittimo. Restiamo quindi nel Cosentino. Perquisite anche le abitazioni del sindaco e di altri amministratori. L'inchiesta della Procura di Paola, l'ipotesi di reato è corruzione. Vediamo. Le fiamme gialle al comune di Belvedere Marittimo, il blitz, le perquisizioni questa mattina negli uffici del municipio e nelle abitazioni private del sindaco Enrico Granata e di altre 5 persone che risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Scalea e coordinata dal Tribunale di Paola, guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni. Il reato contestato è corruzione. Gli indagati avrebbero ciascuno, per le proprie competenze a vario titolo, attivato procedure di favore in cambio di voti o di soldi. Coinvolti nell'inchiesta, sulla quale al momento trapela molto poco, oltre al primo cittadino, un consigliere di maggioranza e 2 funzionari del comune. Si tratterebbe del responsabile del welfare e del responsabile del personale. E sul tema della corruzione, i magistrati a confronto all'Università Magna Grecia di Catanzaro. In questo contesto, Gratteri sulla vicenda giudiziaria di Oliverio ha detto: la storia spiegherà tanti passaggi delle nostre inchieste. Vediamo.
Procuratori, avvocati, docenti, politici e giornalisti discutono a Catanzaro di legalità dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione, evento organizzato dall'Università Magna Grecia e da Officina della Legalità con il patrocinio di Avviso Pubblico. Questa mattina nell'Auditorium Salvatore Venuta dell'Ateneo la prima sessione. Autorevoli relatori hanno parlato tra l'altro di strategie della trasparenza e prevenzione della corruzione, scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose, contrasto alla corruzione. Per Piercamillo Da Vigo, consigliere del CSM ed ex componente del pool Mani Pulite, la corruzione ha ambiti vasti, il problema però è che anche se se ne parla molto si conosce poco. Allora come fare per contrastarla? Anzitutto conoscerla, perché fino a quando la si tratta in modo diverso da come deve essere trattata, perché non la si conosce, è difficile ottenere risultati nel contrasto. Ma qual è la situazione in Calabria? La terra di Calabria purtroppo è caratterizzata da opacità, è caratterizzata da una pubblica amministrazione debole e in alcuni casi infiltrata. Su tutto poi grava il problema della presenza di consorterie mafiose. Per il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Morra la battaglia deve essere innanzitutto culturale, poi sulla situazione calabrese aggiunge. Qui ci sono forze sane, ma ci sono anche forze terribilmente corrotte ed inquinate. Ed è notizia che la Procura di Salerno sta lavorando. E se la giustizia non funziona, il problema si riverbera su tutte le dimensioni della società calabrese. E io spero che pertanto si chiarisca chi sia con lo Stato e chi lavora contro lo Stato. Un convegno importante quello di oggi, ma il procuratore Gratteri precisa. Questi convegni sono importanti se poi chi ascolta, se poi chi viene da Roma prende appunti ed è conseguenziale, altrimenti è una passerella per tutti. Rispondendo poi alle domande dei cronisti, Gratteri parla delle recenti inchieste giudiziarie che stanno interessando la Calabria, a cominciare da quella che vede coinvolto il governatore Oliverio. Lapidario il commento del procuratore. La storia ci spiegherà tanti passaggi. Nel pomeriggio l'arrivo del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che sulla corruzione ha detto bisogna lavorare sulla legalità a 360 gradi, ma sentiamolo ai nostri microfoni. Dobbiamo lavorare sulla legalità di questo Paese e parliamo di una legalità che a 360 gradi deve riguardare i settori principali del nostro Paese, perché oggi ho voluto ricordare come quando si parla di corruzione non si parla semplicemente del settore giustizia, si parla del sistema sanità, si parla dell'efficienza delle infrastrutture, si parla di tutto, perché la corruzione, infiltrandosi in settori principali del nostro Paese, finisce poi col contaminarli e nel eroderli piano piano, a volte fino al punto quasi di devastarli in alcune parti. Quindi il punto è dire ai nostri giovani che se vogliono essere liberi di scegliere nella loro vita e quindi vivere in un paese libero, devono vivere in un paese in cui la corruzione non abbia più spazio. A Vibo adesso, perché i carabinieri dei NAS hanno effettuato un vero e proprio blitz nell'ospedale Iazzolino questa mattina. Tutti i reparti del nosocomio sono stati controllati, vediamo. In una sanità senza pace, Vibo Valentia rappresenta di sicuro un avamposto tenuto sempre sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine. E così, questa mattina è toccato all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia accogliere il blitz dei NAS e dei carabinieri, impegnati soprattutto, molto probabilmente, per verificare gli adeguamenti alle precedenti prescrizioni che erano state inoltrate dagli stessi militari dell'Arma al termine di altri controlli tenutisi appena qualche settimana fa. I controlli odierni dei militari del nucleo antisofisticazione hanno interessato diversi reparti ed uffici e, se da un lato sono apparsi finalizzati al controllo di eventuali anomalie sotto l'aspetto igienico-sanitario, dall'altro gli stessi carabinieri hanno acquisito informazioni riguardo ai turni di lavoro ed ai registri delle presenze. Secondo le prime indiscrezioni, mentre per il resto vige al momento il più stretto riservo, le verifiche hanno riguardato inizialmente il reparto di rianimazione e dialisi e solo
solo in seguito si sono estese anche ad altri settori non solo medici dello Iazzolino. D'altronde non è la prima volta che il Corpo Speciale dei Carabinieri si reca a far visita al presidio ospedaliero della città capoluogo di provincia, così come in altri nosocomi del Vibonese. Come si ricorderà, giusto pochi giorni fa un analogo blitz aveva visto protagonista l'ospedale di Serra San Bruno. Ora ci occupiamo di un'inchiesta sui depuratori, siamo nel Cosentino. La Procura della Repubblica della città dei Bruzzi ha disposto controlli su 94 impianti. Sono state riscontrate numerose irregolarità, 30 le denunce. Vediamo. Molti gli impianti di depurazione che non funzionano oppure funzionano male, una situazione che va avanti da tempo e che causa ingenti danni all'ambiente. La Procura di Cosenza ha avviato una serie di controlli. Ebbene, è stato accertato il deturpamento di bellezze naturali e violazioni penali sugli scarichi. 30 tra amministratori, tecnici comunali e rappresentanti delle ditte incaricate della gestione degli impianti sono stati denunciati. Una campagna di controllo delegata al NIPAF, il nucleo investigativo di tutela ambiente e agroalimentare, che si è avvalso delle stazioni carabinieri forestali presenti sul territorio. L'attività di controllo è iniziata nel mese di febbraio e ha interessato 38 comuni del Cosentino, nei quali sono stati verificati 94 impianti di depurazione. In 17 casi sono state accertate violazioni di natura penale. Violazioni che hanno riguardato l'illecita gestione dei rifiuti di scarico di acque reflue sul suolo, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. 14 gli impianti sequestrati, che si aggiungono ai 19 impianti già sottoposti a sequestro nel corso delle ultime attività dei carabinieri forestali. 55 le sanzioni amministrative elevate, che hanno riguardato la mancata tenuta dei registri di carico e scarico, lo scarico di acque reflue in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa, per un importo complessivo che verrà determinato dall'autorità amministrativa da 330.000 a 3.300.000 euro. 50 degli impianti sottoposti a verifica sono risultati privi di autorizzazione allo scarico. 24 impianti sono stati rinvenuti in stato di totale abbandono, privi di qualunque tipo di manutenzione e di energia elettrica. I controlli, fa sapere la Procura di Cosenza, hanno evidenziato diffuse alterazioni dell'ambiente, in particolare nelle falde acquifere e nei corsi d'acqua che ricevono i reflui non depurati. A Rosarno una frana dell'acquedotto ha provocato disagi per l'erogazione idrica. Vediamo. Questa è la frana che a Laureana di Borrello nel Reggino mette a rischio l'acquedotto Anguilla 2 che serve Rosarno, e così migliaia di persone potrebbero rimanere senza acqua. Un movimento franoso, denuncia la Sorical, che sarebbe stato causato da incauti sbancamenti e scaturigini che, impregnando il terreno sabbioso, l'hanno fatto scivolare a valle, ostruendo il corso del fiume e formando un pericoloso laghetto. Una situazione che ha seriamente compromesso lo schema acquedottistico regionale Anguilla 2. La frana infatti ha scoperto una condotta e senza un intervento immediato rischia di spezzarsi e far rimanere a secco migliaia di cittadini. La Sorical fa sapere che ha dovuto ridurre la portata dell'acquedotto aumentando l'erogazione degli schemi all'acqua e petrace in attesa della posa di un nuovo tratto di condotta con un percorso alternativo. Ma intanto, per evitare ulteriori danni, i tecnici della Sorical hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile regionale della città metropolitana per eliminare il tappo che si è formato e far defluire così l'acqua del torrente Anguilla. Cambiamo argomento. Il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio sul gradimento dei presidenti delle regioni. Oliverio è in flessione, occupa l'11° posto. Vediamo. Il gradimento ottenuto dai governatori non è legato ad un'appartenenza politica, ma al fatto che si sono dati un'identità nuova, non circoscritta all'essere solo governatori. Forse gli italiani vogliono vedere un presidente di regione che è anche il leader nazionale. Così Antonio Noto, direttore di PR Marketing, spiega il risultato del sondaggio pubblicato stamattina dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che consegna la palma dei migliori agli amministratori del Nord. Il primo posto era appannaggio del leghista Luca Zaia, in pratica una riconferma. La cosa interessante è che Zaia distanzia il suo immediato inseguitore di ben 11 punti, praticamente un abisso. L'area politica più premiata è quella del centrodestra e l'unica nota positiva per il PD è rappresentata dall'emiliano Stefano Bonaccini. Per il resto notte fonda, perché tutti gli altri governatori di espressione PD galleggiano nelle ultime posizioni. Brutta anche la performance di Mario Oliverio, che con il suo 38,8%, vale a dire 23,3% in meno
meno rispetto al precedente sondaggio, si piazza all'11° posto. Un preoccupante calo di consensi per il presidente della regione che forse paga in termini di popolarità la nota vicenda giudiziaria. Male anche il campano De Luca. L'ultimo in graduatoria è il governatore della Sicilia Musmeci. Il sondaggio proposto dal quotidiano Economico restituisce, qualora ve ne fosse ancora bisogno, un'istantanea poco esaltante per il PD e il centrosinistra, chiamato a recuperare il rapporto con i cittadini sia in termini di fiducia che di capacità amministrativa. A Cosenza questa mattina, dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria provinciale, le associazioni che si occupano di primo soccorso hanno inscenato un sit-in di protesta, ma vediamo di cosa si tratta. Quelle che vi mostriamo sono le ambulanze in presidio questa mattina davanti l'ASP di Cosenza. Le associazioni che si occupano del primo soccorso hanno inscenato un sit-in davanti agli uffici di via Limena. Lamentano la mancanza di corresponsione delle ultime 3 mensilità e la mancata applicazione del rinnovo della convenzione stipulata solo con alcune delle associazioni presenti sul territorio. Convenzione che già nelle altre regioni d'Italia è stata stipulata e che solo in Calabria accumula ritardi che inevitabilmente si ripercuotono sui lavoratori e sugli utenti. Per questo le associazioni, che al momento sono escluse dal fornire il primo soccorso ai pazienti, pur essendo munite di mezzi con attrezzature all'avanguardia, hanno deciso di rivolgersi alle autorità sanitarie del territorio provinciale. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Con l'accusa di atti persecutori e sequestro di persona ai danni dell'ex compagna, un trentenne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia alla Mezzia Terme. L'uomo si è introdotto con l'inganno in casa della vittima, minacciando la donna e impedendole di uscire di casa insieme alla figlia. L'ex compagna è riuscita a chiamare il 113. Gli agenti hanno arrestato il trentenne, che ha anche opposto resistenza. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso è la richiesta avanzata oggi al GUP del Tribunale di Locri dall'avvocato difensore del sindaco sospeso di Riace Domenico Lucano nel corso dell'udienza preliminare del processo Xenia a carico dello stesso Lucano e di altre 26 persone. La conclusione dell'udienza preliminare è prevista per giovedì. 100 euro per comprare una casa nel centro storico di Oriolo è l'iniziativa voluta dal comune dell'Alto Ionio Cosentino, finalizzata al recupero del centro storico. Un ulteriore finanziamento di 600.000 euro giunto in questi giorni consentirà al municipio di recuperare alcune abitazioni. L'obiettivo dichiarato è quello di ripopolare la parte antica della cittadina. In questa operazione, si afferma in una nota, saranno agevolate le associazioni, le fondazioni, le cooperative, ma ci sarà spazio anche per eventuali privati cittadini interessati all'acquisto. Le cicogne tornano nella Valle del Crati. Una coppia di cicogne bianche ha nidificato su una piattaforma al Lattarico. Ne dà notizia la sezione di Rende della Lipu. Se non ci saranno imprevisti, tra circa un mese nasceranno i piccoli esemplari di cicogna, riferiscono i volontari che, in collaborazione con i ragazzi del progetto Life Choose Nature, monitorano costantemente questo ed altri siti. Ed è iniziato ieri al Vinitaly 2019 a Verona. La Regione Calabria conferma la volontà di puntare sul comparto e sull'agroalimentare di eccellenza. Vediamo. Fino al prossimo 10 aprile a Verona il Vinitaly, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, giunto alla 53esima edizione, ospiterà in uno spazio di 100.000 metri quadrati 4.600 espositori provenienti da 35 paesi. Vinitaly 2019 è una vetrina imponente, la più grande di sempre, in cui la Calabria sta recitando un ruolo da protagonista. Ha raddoppiato infatti le cantine presenti, ha aumentato lo spazio espositivo e programmato numerosi appuntamenti. Quest'anno devo dire che è cresciuto il Vinitaly, davvero si coglie, e in questa crescita c'è anche la crescita della Calabria, c'è con uno spazio importante, ma soprattutto c'è con un numero importante di aziende. Sono 73 le cantine che sono presenti nello spazio Calabria. Noi siamo partiti nel 2014 con 34 cantine, adesso siamo a 73, abbiamo più che raddoppiato, e questo è motivo di soddisfazione, ma anche il risultato
di un'azione che vede crescere il settore vitivinicolo nell'ambito di una crescita del settore agroalimentare. Noi abbiamo avuto crescita in questi anni, dal 2015 in avanti, a 2 cifre della export e della produzione lorda vendibile. Il settore agroalimentare ha avuto una curva ascendente molto consistente, importante, e c'è anche la presenza di giovani imprenditori che spesso sostituiscono i genitori, ma spesso sono anche giovani che hanno assunto una iniziativa autonoma nel settore agricolo. Devo dire che i bandi che abbiamo pubblicato in questi anni in questa direzione stanno dando frutti e i risultati si vedono. I vini, nella visione della Regione Calabria, sono un volano attraverso cui si esprime cultura, tradizione, ambiente e tutti gli altri elementi identitari calabresi. In questo si inserisce la presentazione del secondo meeting internazionale sulla dieta mediterranea, che ha aperto l'edizione 2019 del Vinitaly. Adesso a Cetraro per parlare di autismo, con un evento nato per sensibilizzare le coscienze e chiedere più attenzione verso le famiglie e i giovani affetti da questa patologia ancora per molti versi sconosciuta. Vediamo. Lo sapete che anch'io sono autistico? Volete sapere perché? Perché sono molto intelligente e riesco a fare in poco tempo dei calcoli matematici complicati, ma sono anche molto sensibile alle coccole e alle attenzioni. Inoltre io so cose che voi non sapete. Per esempio, sapete perché il colore dell'autismo è blu? Io ho una mia spiegazione. Il colore dell'autismo è blu, forse perché il blu è il colore della solitudine delle famiglie con persone autistiche. Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, la cittadina tirrenica di Cetraro, in particolare l'Istituto Silvio Lopiano, hanno lanciato un forte segnale simbolico di attenzione e sensibilizzazione alla tematica con un corso di formazione e informazione sull'autismo rivolto a docenti e al personale di supporto scolastico, iniziato lo scorso 27 febbraio e che si è concluso proprio in questi giorni. Associazioni, autorità del territorio ma anche gente comune hanno preso parte all'evento coordinato dal presidente dell'associazione Calcia l'Autismo, Luigi Lupo. L'autismo è una particolare forma di disabilità diversa da tutte le altre. Le conoscenze che riguardano questa patologia sono ancora carenti e l'impegno delle istituzioni è insufficiente nonostante il fenomeno sia più comune di quanto si pensi. La patologia è in crescita e colpisce un bambino su 50. Lo scopo della giornata è stato quello di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo in modo che possano condurre un'esistenza soddisfacente. Lo sport, adesso cominciamo dalla Serie B e come sapete il derby lo vince il Cosenza, cominciamo da qui. Il derby calabrese è una tappa, se non decisiva, fondamentale nel percorso salvezza di Cosenza e Crotone. La clessidra si sta svuotando e ogni granello è un punto pesante in una zona della classifica che vede e vedrà piena bagarre fino all'ultimo minuto. Lupi e squali si danno appuntamento davanti a 9.000 persone, spettacolo sugli spalti e anche in campo. Braglia sceglie il 4-3-3 con Embalo, Tutina e Baez che poi riposiziona passando al 3-5-2 dopo le prime avvisaglie di pericolo. Ma in avvio sono i Silani a spaventare Cordaz con azioni rapide e arrembanti che portano Tutino per 2 volte al tiro da buona posizione. Nella prima il portiere capitano deve metterci attenzione, nella seconda è graziato dall'attaccante napoletano che spara a salvo. È da qui in poi che il Crotone entra in partita e palleggia con continuità cercando simi e pettinari, ma è proprio in questa fase che il Cosenza sblocca la gara. Baez fa ammattire Curado e pennella al centro per Embalo che concede il bis, frustata perfetta e gol del vantaggio. Dopo la rete siglata al Brescia, il guineano ci mette ancora la testa per quello che sarà il gol decisivo del derby. Vantaggio meritato per le occasioni create e tempo che si chiude con i lupi galvanizzati e il Crotone bisognoso di consigli nello spogliatoio. Suggerimenti e incitamento che servono agli ionici per interpretare al meglio la ripresa. La gara è ancora più vivace e Cosenza ci prova con le accelerazioni di Embalo, imprendibile quando decide di sprintare verso la porta, ma impreciso nella conclusione, e con Jaime Baez che stavolta, dopo il dribbling, si mette in proprio, l'incrocio dei pali salva Cordaz.
Tocca al possibile raddoppio all'occasione per il pari, capitata sul piede di Sampirisi, che servito da Zanellato si ritrova tu per tu con Perina, sbagliando di poco il diagonale. È un botta e risposta continuo. Baez si crea un'altra chance, la traiettoria impegna Cordaz che allontana l'ennesimo pericolo. Dall'altra parte il corpo a corpo tra Simi e Capela a tenere con il fiato sospeso fino al tiro del nigeriano rintuzzato dal portoghese che finisce sul fondo. Nel finale il copione è chiaro, il Crotone le prova tutte e il Cosenza riparte spingendo anche Condorazio appena entrato che con Tutino imbastisce l'azione non sfruttata da Bruccini ostacolato al momento del tiro. È l'azione che precede un'altra occasione per gli ospiti. Dermacu anticipa Simi, ma la palla sbatte sul palo e torna utile all'attaccante del Crotone che viene stoppato da Perina, che salva la porta dei lupi. Nel recupero con Tutino a terra, infortunato, il Crotone conquista un calcio di punizione che Barberis batte lanciando il pallone nella mischia. La traiettoria finisce in rete sporcata da Simi e prima, molto probabilmente, dalla testa di Sampirisi che strozza in gola l'esultanza del rossoblu di Stroppa. Il finale è infuocato, proteste e rossi, per Golenic e subito dopo per Maniero per un'elevazione giudicata irregolare. Finisce così e 3 punti del Marulla, sudati più che mai, fanno comodo al Cosenza, lanciato verso il traguardo. Il calcio di Serie C, turno sfavorevole per le formazioni calabresi, perdono Vibonese, Catanzaro e Reggina, che esonera il tecnico e richiama Acevoli in panchina. Vediamo. Drago non è più l'allenatore della Reggina. È un qualcosa che non avrei mai voluto dire, però Drago non è più l'allenatore della Reggina e i risultati non sono venuti, non siamo riusciti a fare quello che pensavamo di fare e quindi serviva prendere una decisione e la decisione è stata presa. Così il presidente Luca Gallo ha annunciato l'avvicendamento in panchina fra Drago e Cevoli. Al patrono Amaranto non è andata giù la sconfitta casalinga con la Sicula Leonzio, ma non solo. Già a Rieti qualcosa era balinato in mente al numero 1 della Reggina, ma aveva desistito, forse per una questione contrattuale, visto che mister Drago aveva firmato il contratto fino al 2020. Poi la rete di Marano al 29esimo del primo tempo ha accelerato i tempi, ma il patron vuole giocarsi in queste 5 gare che restano alla fine del girone d'andata l'accesso ai play-off. Io se devo parlare di quello che può essere il mio desiderio, il mio sogno, la mia ambizione, ma ambizione è una parola un po' sbagliata, no, in questo caso proprio di sogno, quello che fai prima di addormentarti la sera, no? Quando chiudi gli occhi e ti resta una parte di immagine, no? Nella testa, quella è quella di andare ai playoff e vincerli, è un sogno questo qui. Ma la 34esima giornata ha regalato brutte sorprese anche alle altre formazioni calabresi. Il Catanzaro sperava nel tris di successi ed invece al Ceravolo prima va in vantaggio con Celiento dopo soli 8 minuti sulla Virtus Francavilla. La squadra di Trocini pareggia i conti con Sarao 2 minuti più tardi, ma sono ancora le Aquile a portarsi avanti con Fischnaller. La ripresa regala tantissime emozioni con l'autorete di Riggio che ristabilisce la parità e poi la rimonta pugliese firmata da Zenuni. Per il Catanzaro è la quarta battuta d'arresto del giro di ritorno e nel dopogara Auteri esterna la sua delusione. Il calcio è strano, non lo so, la sua domanda, la partita l'abbiamo avuta, secondo me l'abbiamo avuta sempre in pugno, l'abbiamo fatta bene, abbiamo avuto la sfortuna di subire pronti via il pareggio senza che nell'economia della gara ci fossero chissà quali pericoli, no, che loro potessero creare. Abbiamo fatto una buona partita, pronti via abbiamo preso l'1-0 con una traiettoria incredibile, un colpo di testa su un traversone da 20 metri, colpisce rispetto alla porta, 18 metri, posizione defilata, becca l'incrocio, primo gol incredibile. Poi abbiamo continuato sempre a giocare, siamo ritornati in vantaggio, l'abbiamo fatto meritatamente. Secondo tempo abbiamo controllato e messo ancora più incisività nell'azione. La prima volta che questi passano a metà campo trovano un'altra traiettoria pazzesca, deviata, e fanno 2-2. E poi non è che non abbiamo avuto la forza, fino alla fine ci abbiamo provato. Il problema è che abbiamo preso pure il terzo gol su un'azione probabilmente viziata anche da un paio di falli che l'arbitro non sanziona e che poi questo tira un altro tiro da 25 metri, una partita assurda, ma assurda,
Stato d'animo diverso invece per mister Trocini. Dico che abbiamo fatto 3 gol e abbiamo avuto quantomeno altre 6-7 palle gol, ma reali. Dico che non abbiamo rubato niente. Con 3 reti tutte maturate del secondo tempo, la Vibonese esce sconfitta dalla sfida con il Siracusa. I rossoblù reggono solo per la prima parte di gara e poi subiscono la verve dei padroni di casa, che in poco meno di 15 minuti vanno in gol con Bertolo, Vasquez e Catania. Un risultato difficile da accettare per i calabresi, forse sarebbe stato più giusto un pari. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un flusso di correnti atlantiche attraverso il Mediterraneo occidentale apporta maltempo sulla nostra penisola a fasi alterne. Sulla Calabria avremo ancora delle piogge sui settori tirrenici, seguito da un miglioramento nella giornata di martedì ovunque. Domani parziali annuvolamenti sulle aree tirreniche con possibili deboli piogge, specie su Vibonese, poco nuvoloso altrove, temperature in lieve aumento. Domani venti nord-occidentali ovunque, con mare molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.